Siamo con Aleix Borregan. Aleix, non sono bastati i tuoi gol, due gran bei gol. Valdagno era avanti 4-2, poi Sandrigo ha trovato due reti che hanno messo in parità questo derby. Che partita hai visto dentro? A me è sembrato buoni ritmi, poi forse un po' di... a un certo punto c'era quasi paura di vincerla. No, alla fine penso che non abbiamo fatto una mala partita, ma sempre abbiamo questo 5 minuti che abbassiamo il ritmo e non possiamo abbassare il ritmo. Un 4-2, questa partita deve essere nostra, non si può scappare. Sì, quindi la tua analisi è un po' quello che poi abbiamo detto anche in telecronaca. Alla fine Valdagno rimane comunque in striscia positiva, certo sono 2 punti lasciati in casa, ma fa un po' male. Sì, ci lasciamo 2 punti importanti, ma come hai detto questo comincia adesso, non dobbiamo mollare, già pensiamo in sabato prossimo, in questo sabato che abbiamo il Lodi, che sarà una partita difficile e anche bella di vedere. Animo tutti a venire al palazzetto e aiutarti a noi. Quindi aspettiamo tutti al Palalido per Valdagno Lodi. Non so come sia finita perché prima era avanti Lodi, poi Bassano, dove non ho ancora visto il finale. Grazie a Aleix, migliore della serata, a presto, ciao.